Io mi sono ritrovato che la sua collega mi ha mandato un messaggio la mattina chiedendomi un commento e io sono sobbalzato dicendo su che cosa. Quindi io in questo momento non ho ricevuto, nemmeno la mia compagna, nessun avviso di garanzia, per cui io non so nulla. Sono passate meno di 72 ore dalla bufera che si è nuovamente abbattuta sul sindaco De Toni per il caso dell'esposto presentato da 12 consiglieri di minoranza per presunta corruzione elettorale in riferimento agli accordi pre-ballottaggio da cui il sindaco uscì vincitore contro Pietro Fontanini nel 2023. Non stiamo però parlando del caso che ha visto coinvolto l'assessore Marchiol, ma quello che vede come protagonista, insieme allo stesso De Toni, il consigliere di opposizione Stefano Salmè. Il tutto nasce dalla nomina di Daniela Peressutti, compagna di Salmè, a vicepresidente di Arriva Udine. La nomina della moglie del consigliere nella partecipata era stata segnalata come possibile scambio di favori tra De Toni e Salmè, del tipo tu non mi intranci al ballottaggio e io ti nomino la Peressutti in una partecipata. Un caso che hanno voluto riaprire proprio i consiglieri di minoranza dopo che, ad agosto 2025, il GIP ne aveva disposto l'archiviazione. Di conseguenza Salmè, De Toni e la Peressutti sono stati inseriti nel registro degli indagati. In questo momento sono a dover rispondere a delle domande di cui non so nulla. So che ho letto sui giornali e la pubblica accusa ha chiesto nuovamente l'archiviazione. Ora io non so in quale paese la pubblica accusa chiede per 2 volte l'archiviazione e la persona che non ha ricevuto un avviso di garanzia dovrebbe rispondere a qualcosa. Sono strabiliato. Quindi adesso aspettiamo serenamente il 14 di settembre. Una situazione che, a prescindere da come finirà, inclinerà di sicuro i rapporti all'interno del Consiglio Comunale cittadino. Assolutamente sì, perché poi deve prevalere l'interesse generale, no? Cioè una questione personale e c'è l'interesse generale. Ma lei pensi, diciamo, il capolavoro politico, è 1 anno e mezzo che il nostro gruppo, che io personalmente collaboro con gli altri consiglieri comunali di centrodestra. E adesso poi fai una opposizione a una richiesta, una seconda richiesta di archiviazione. Quindi delle cose sono 2, no? Se tu, come dire, riesci a ottenere il rinvio a giudizio, fra 1 anno, 1 anno e mezzo, 2 anni, verrai a chiedermi di allearmi e sono, diciamo, sotto cioè, è un capolavoro.